abbiamo cambiato il programma. Sì, no, siamo contenti perché sappiamo dell'importanza della partita. È vero che è soltanto la seconda di campionato, però partire con un pareggio in casa del Verona e vincere in casa contro il Venezia ci avevamo messo la firma. Ecco. Siamo contenti perché abbiamo fatto delle prestazioni della squadra vera, siamo sull'onda dello scorso anno, è un gruppo forte e siamo contenti. No, la partita si fino a dura e complicata. Sì, perché Venezia è una grande squadra. Ricordiamoci che il gruppo del Venezia ha fatto una cavalcata nel campionato di Lega Pro l'anno scorso, è uscito ai playoff, quindi è un gruppo di primissimo valore, quindi nel momento in cui vinci contro una squadra del genere c'è ancora più gioia. Mettiamo un attimo sullo scherzo, tutti i difensori che segnano, Ravanelli ogni tanto dice stai dietro, devo andare io. No, Rava è Claudini, è il nostro piccolo bomber e no, sono contento perché durante la settimana ne azzecca una, invece poi il sabato fortunatamente ha il fiuto del gol. Senti, più che altri per te ritrovare stasera la Serie B a Lugano e il Padova è stata credo un'emozione particolare. Assolutamente sì, perché ero andato via a gennaio di quel bruttissimo anno che non vogliamo più ricordare. L'anno scorso abbiamo fatto di tutto per riconquistarci questa categoria che il Padova ne appartiene e adesso partire così è un motivo di orgoglio. Peccato che c'è la sosta adesso. Sì e no, riflettiamo perché ogni tanto quel mister ci sta, visto che ci spreme sempre, però se questi sono i risultati ben meglio. Ha segnato, sì, sono contentissimo perché era un derby molto sentito e abbiamo portato a casa una vittoria importantissima e soprattutto per la piazza e per i tifosi che saranno felicissimi. So che sei giovane, ma tra 20, 30, 40 anni sarai sempre ricordato per aver segnato il Verona e Venezia. Sono contentissimo di fare questo, speriamo di continuare così, speriamo di fare più punti possibili in queste partite qua. Terelli sta scherzando, ha detto Luca in settimana non prende mai una, per fortuna fa gol in partita. È vero, in rifinitura quando crocio me lo tiro sempre fuori di testa, però si vede che ci metto quella cattiveria in più in partita e infatti sono contento, spero di continuare così. Bene sulle palline attive e bene anche sulle difensive. Sì, il mio lavoro è soprattutto difendere e appunto a difendere, difatti sono quasi più contento di non aver subito gol oggi in questo derby che di aver fatto gol, però l'importante è portare a casa il risultato e è quello che è successo. 3-4 anticipi, insomma nel secondo tempo decisivo. Sì, è il mio compito, quindi sono contento di quello, appunto, l'importante è che mi trovo benissimo con Trevor e Capelli, sono dei giocatori fortissimi che mi aiutano molto e infatti sono molto felice di non aver subito gol. La settimana scorsa ti hanno tormentato da 100 a 1000, diciamo, con la storia del figlio di Ravanelli. Questa settimana ormai l'avranno capito tutti a questo punto, cosa si può tormentare? Con cosa ti si può tormentare adesso? Ma niente. No, l'importante è che continuiamo così, appunto. Non sono il figlio di Ravanelli come tutti adesso spero abbiano capito e va. Ma poi devi portare Lugano che doppia a questo punto, se già devi portarla per il primo gol, adesso bella scorta quando vai a casa. Infatti devo dire a mio papà fare un po' di salami in più perché sai che li finiamo sto giro. Ciao.